Dopo una fatica non indifferente siamo arrivate a Sa-Iku. Ringraziamo Manuel che si è scaricato 20.000 itinerari. Allora, questo posto è stranissimo, ci sono degli altorilievi in rocce di basalto, circa 57, adesso noi abbiamo trovato questi, poi vediamo. Vedete, questa sembra una piramide, non si sa bene che funzione abbiano, forse rappresentano dei siti sacri, così ho letto. Qua, guardate, ce n'è un altro, faccio ombra, aspettate, no, faccio ombra io, eccone un altro, qua c'è un altro, ecco, questa sembra addirittura la pianta di qualcosa, c'è una piramide gradonata, vedete, e qua sembra che rappresenti la mappa di qualcosa, forse, non si sa bene. Guardate qua, anche qua c'è una cosa in rilievo e poi una cosa circolare, una struttura circolare con una cosa centrale, una pietra centrale. Qua ugualmente, guardate che meraviglia, queste sono delle piramidi gradonate, guardate questa, sono veramente incantata, questo è un posto pazzesco, non facile da trovare, vi assicuro, siamo in giro da oltre un'ora. Ma che cosa è? Guardate là, ce n'è un'altra e adesso mi faccio un giro per vedere se trovo qualche altra cosa da farvi vedere.